Da quanti anni suona questo strumento? Quando avevo 13 anni, 12-13 anni. È amore a prima vista. Mentre che posso suonare non lo lascio mai. Ma cosa ci fa ascoltare? La prima suonata che abbiamo fatto è quando abbiamo iniziato la cordella negli anni 60. Noi ci troviamo nel borgo di Raffo, siamo a Petralia Soprana, nelle Madonie. E qui c'è anche un antico bar, un bar storico che tra poco visiteremo. E amici, vi portiamo dentro il bar storico della contrada Raffo di Petralia Soprana. E questo era il bar storico? Questo era il bar storico, uno dei primi bar che è nato a Petralia Soprana. Lei è la figlia di chi lo ha costituito questo bar, chi l'ha fatto nascere. In una piccola borgata del Raffo, naturalmente allora c'era molto più gente. Quindi nasceva questo bar, ma non era solo bar, era un emporio fondamentalmente, trovavi di tutto, quindi il bar ma anche il genere alimentare. Qualunque cosa cercavi lo potevi trovare in questa attività. Lì c'era la saletta dove C'era la saletta dove si giocava a carte, io ci giocavo al biliardino ai tempi perché qui avevamo il biliardo e passavamo le giornate qui a giocare. Qui ora poi hanno fatto la mostra dei visi del Raffo, quindi queste sono tutte persone che abitano qui a Raffo. E questa è la signora che aveva il bar, è la mamma della signora Angelina, che era un punto di riferimento per tutto il borgo. Una volta il contatto era particolare, si viveva in modo diverso. Oggi magari abbiamo tanti amici sui social, ma poi non ci conosciamo. Purtroppo questo bar oggi è chiuso, resta solo un luogo di memoria. Sì, il bar non esiste più, viene aperto in questa occasione per cercare di accogliere al meglio le persone che vengono a visitare la frazione in questa occasione e per dare anche la possibilità di prendere un caffè giusto per offrire sempre il meglio dell'accoglienza che si può dare fondamentalmente. L'ospitalità era il punto di forza di questi borghi, vero? Sì, l'ospitalità è il nostro punto di forza, continua ad essere anche il nostro punto di forza.